Euroregione News. Sapremo sulla droga e sulla legalità i messaggi dei giovani. Oltre 500 studenti di 26 classi seconde e terze di 10 istituti superiori di Udine e Cividale del Friuli hanno partecipato a Sapremo, acronimo di Salute, Protagonisti ed Emozioni, l'innovativo progetto sperimentale di educazione alla legalità, promozione della salute e prevenzione dell'utilizzo di sostanze psicoattive, promosso in collaborazione tra Questura di Udine e Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, con il patrocinio del Comune di Udine e il partenariato di Danieli e Confindustria Udine. A Palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, si è tenuto l'evento conclusivo della prima edizione. I videoclip realizzati dai ragazzi sono stati ben 17. In palio un viaggio a Matera, capitale europea della cultura 2019, per la classe prima classificata. Ad aggiudicarselo è stata la seconda I dell'Istituto Tecnico Zanon di Udine, con il video Scegliti prima di scegliere, incentrato sulla crescita personale di un adolescente inizialmente vulnerabile che, nonostante i condizionamenti imposti dai coetanei, matura una consapevolezza tale da renderlo in grado di scegliere. La piazza d'onore è andata a I colori della vita della seconda B del liceo classico Stellini di Udine, un cortometraggio di sensibilizzazione contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti e di celebrazione del valore dell'amicizia. Il terzo posto è stato invece appannaggio di Smart, realizzato dalla terza L del liceo artistico Sello di Udine, che ha evidenziato l'importanza di stili di vita sani per il raggiungimento di un benessere psicofisico. La giuria ha ritenuto di tributare anche una menzione speciale al video Possiamo della seconda F del liceo Stellini per aver dato voce in modo creativo, comunicativo e curato al tema droghe, legalità e sanità. L'idea di Sapremo è nata a seguito di un incontro tra il presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti, e l'allora questore di Udine, Claudio Cracovia, anche sull'onda emozionale seguita al decesso per overdose nell'ottobre dello scorso anno di Alice, sedicenne udinese, trovata nei bagni della stazione ferroviaria di Udine. Da lì la volontà di promuovere un'azione corale e non episodica a supporto degli educatori e delle famiglie, contando soprattutto sul coinvolgimento dei ragazzi. La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha ricordato che un giovane su 3 ha fatto uso di stupefacenti. La società non può permettersi una situazione del genere e questo progetto, che coinvolge anche le aziende in quanto parte responsabile nel futuro della società, sarà pluriennale e sempre più ampio, volendo parlare attraverso i giovani agli educatori, alle famiglie e alle scuole. Il successo dell'iniziativa è evidente, su questo sono d'accordo con lei. Quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio il comunicare nella lingua dei nostri ragazzi. Spesso i messaggi che vengono passati sono giusti, sono sani, sono corretti, però non riusciamo a farli passare nel modo giusto. Perché? Perché hanno un modo di comunicazione che è troppo distante da quello dei nostri imprenditori, per esempio. Ci sono 3-4 generazioni magari fra i nostri ragazzi e loro, e quindi abbiamo proprio preso questi comunicatori dal mondo della salute, dal mondo dell'università, dal mondo delle aziende private, delle istituzioni pubbliche, e abbiamo cercato di porci il problema del come fare a passare un messaggio nella lingua che viene recepita dai nostri ragazzi. Oggi direi che ci siamo riusciti, la risposta è stata enorme, molto più alta di quella che ci si aspettava. 500 studenti, incredibile, 3 premiazioni più una menzione speciale. L'anno prossimo più che raddoppieremo, e abbiamo il sostegno della Regione, del Comune, della Questura, dell'Università, dell'azienda sanitaria, quindi direi che siamo veramente al massimo e non ci fermiamo qua, ci rendiamo conto che la nostra responsabilità è quella di continuare. È un gran messaggio comunque rivolto al mondo degli adulti, che saranno poi quelli che sono poi quelli che devono prendere delle decisioni, no? Nel campo istituzionale, della prevenzione, intervenire in qualche modo. Però appunto questa comunicazione qui lancia dei messaggi chiari nel loro linguaggio, come diceva lei, noi possiamo imparare da questo. Loro possono assolutamente insegnarci tante cose, dobbiamo dargli voce, dobbiamo lasciargli spazio. Spesso noi ci riempiamo di parole e non ascoltiamo sufficientemente. Oggi abbiamo dato voce a loro e ci hanno dimostrato di avere ben chiaro il problema, e ci hanno anche fatto capire che c'è un gap da colmare di comunicazione e di ascolto. Raccogliamo il messaggio e ci assumiamo la responsabilità di andare avanti.
Per il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, la famiglia rappresenta i valori più importanti, ma è proprio la famiglia che viene vissuta in modo superficiale, oltre ad essere precarizzata. Le devianze verso esperienze autodistruttive da parte dei giovani nascono anche da ciò. Benedetti ha confermato che l'impegno in questo progetto continuerà. Il questore di Udine, Emanuela De Bernardin Stadoan, ha detto che la cultura della legalità va ben oltre la mera osservanza di regole e leggi, ma si allarga ad un approccio alla vita rispettoso verso se stessi e gli altri, finalizzato alla realizzazione dei valori della persona. Le conseguenze della violazione delle leggi e del rispetto verso se stessi e gli altri è spesso sottovalutato dai giovani. Occorre quindi una consapevolezza che si raggiunge attraverso la formazione in carico alle famiglie e alla scuola. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale Patrizia Pavanti ha aggiunto che la scuola è sempre chiamata in causa, ma può agire meglio se è supportata da una pluralità di soggetti istituzionalmente rilevanti, sia pubblici che privati, come è accaduto in questo progetto. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha ricordato le sofferenze di una città colpita dall'uso della droga, ma anche di alcolici e dallo spaccio. Più in generale, guardando al futuro, Fontanini ha detto che si potrebbe arrivare al pagamento delle prestazioni sanitarie per coloro che dello sballo hanno fatto uno stile di vita. Andrea Monculli, anima del progetto del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, presente anche il commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria numero 3, Giuseppe Tonutti, riferendosi agli studenti coinvolti nel progetto, ha parlato di giovani riflessivi, creativi, forti, ma anche fragili e meravigliosamente umani. Il dialogo ed incontro sono stati valori assoluti di questo progetto. In qualità di educatore, che è il mio lavoro, è stata veramente una soddisfazione poter incontrare degli studenti che dicessero la loro su un tema che è molto delicato e che non si può liquidare con poche parole, con dei pregiudizi, ed è il tema delle sostanze stupefacenti e dell'illegalità. E quindi il fatto di essersi messi a dialogo con loro e di aver ricevuto quindi questi videoclip che sono le loro risposte e il loro modo di vedere questi fenomeni è stato assolutamente vincente e ci incoraggia innanzitutto a credere nel futuro, a credere in coloro i quali saranno gli adulti di domani e ad andare avanti nella progettualità con tutti i partner che si sono aggregati a questa iniziativa. Ecco, ma su un problema come questo andiamo a scoprire che pur nel lavoro di gruppo, chiaramente nel lavoro di gruppo, questi giovani, queste nuove generazioni hanno delle potenzialità espressive e comunicative straordinarie. Sì, sono molto bravi a comunicare e leggendo un po' i report dati dagli insegnanti e da loro stessi si è capito che il mettersi in gruppo con il pretesto di costruire un video, che era un po' questo l'obiettivo educativo che avevamo, è stato proprio vincente, perché hanno potuto mettere insieme i loro pensieri, discuterli e creare un pensiero critico rispetto a questa tematica. L'assessore regionale alla salute del Friuli Venezia Giulia ha chiuso le premiazioni sottolineando che la sanità è un sottosistema della salute, la quale va fatta dipendere da una cultura della prevenzione, unico modo per correggere una rotta che spesso ci fa vivere il mondo in modo troppo disinvolto. L'obiettivo del progetto Sapremo ora è quello di dare all'iniziativa un respiro triennale, riuscendo a coinvolgere con continuità il maggior numero possibile di studenti e di istituti scolastici della provincia di Udine per diffondere in modo capillare un messaggio di educazione e prevenzione. Euroregione News.